Torna a vincere la Pro Favara che tra le mura amiche del Bruncolleri batte per 3-1 la Nissa. 3 punti importanti che smuovono la classifica e riportano sorriso e serenità in casa gialloblu. Esordio vincente per Gaetano Catalano, il nuovo allenatore della Pro Favara, che la scorsa settimana ha sostituito il dimissionario Francesco Tudisco. La Pro Favara è scesa in campo con Eire, Caternicchia, Rizzo, Bossa, Miano, Marino, Graziano, Calagna, De Luca, Fricano e Camilleri. La Nissa di mister Giuseppe Boncore ha schierato Selmi, Tabasso, Scribani, Saco, Lucero, Hernandez, Duabi, Morales, Irtus, Koulibaly, Azzara. Un incontro condotto in larga parte dalla Pro Favara che al 18° passa in vantaggio. A sbloccare il risultato è stato Graziano che insacca sul prezioso assist di De Luca. La Nissa prova a reagire e costruisce alcune interessanti palle gol. Il pareggio arriva al 36° su calcio di rigore firmato da Ortiz, penalty assegnato dal direttore di gara, il palermitano Zancara, per un netto fallo in area. Poco prima del riposo arriva il raddoppio per la Pro Favara che sfrutta un pastrocchio della Nissa e si porta sul 2-1 con De Luca. Al ritorno in campo per la ripresa del gioco, la Nissa prova a riagganciare il pareggio, ma non crea particolare pericolo per la Pro Favara, che a 10 minuti dalla fine chiude il match con l'ottimo Dembélé, entrato in campo al posto di De Luca, che realizza il tris, battendo a tu per tu il portiere avversario con un piattone destro angolato. Esordio vincente quindi per il nuovo allenatore Gaetano Catalano e vittoria importante per la Pro Favara che va a 9 punti in classifica e con un buon morale si prepara all'incontro di domenica prossima chiamata alla difficile trasferta di Casteldaccia. Ma ecco le interviste con i protagonisti. Oggi hanno fatto una grandissima prestazione, venivano da un periodo magari negativo, era quello che serviva in questo momento. E credo che è stata una partita giusta perché abbiamo incontrato una squadra importante come la Nissa, ma oggi devo dire che i ragazzi hanno fatto veramente tanto sotto tutti i punti di vista. Ho messo un po' di serenità in questa squadra, ho cercato di trovare un po' degli equilibri che secondo me vedendo altri partiti non ci sono stati e che devo dire che i ragazzi mi hanno seguito in questi 3 giorni e l'hanno fatto abbastanza bene e oggi hanno raccolto quello che hanno fatto in questi giorni. Se dovesse fare la lights di questo incontro, quali sono stati i 3 punti salienti a parte i gol? Ma a parte i gol devo dire che i ragazzi sono stati concentrati sin dall'inizio, hanno messo attenzione, hanno sviluppato quello che gli avevo detto. Credo che poi complessivamente è una squadra che abbiamo rischiato pochissimo, quindi concentrazione, attenzione, rispettare i varchi che ci hanno lasciato e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Da 4 giorni a Favara, le sue prime impressioni? Ma le mie impressioni sono positive, non sarei venuto qua assolutamente. Conoscevo parte dei giocatori, questo che c'è nel gruppo, sicuramente la classifica in questo momento non rispecchia quelle che sono le proprie qualità. Noi, come ho detto prima, quando sono arrivato qua, il primo giorno ho detto che non abbiamo guardato in questo momento la classifica perché davanti ci sono delle squadre veramente attrezzate, ma anche in maniera importante. Noi, da qua a dicembre dobbiamo fare più punti possibili, poi vedremo dove siamo e iniziamo la società, poi vedremo il resto. Quindi nessuna bacchetta magica, ma la consapevolezza di dover agire e giocare con il materiale umano che si ritrova? Assolutamente non credo che arriva alla bacchetta magica, però sicuramente quello che hanno fatto fino adesso è anche il merito del vecchio staff, del vecchio allenatore. Io ho cercato di portare un po' di serenità, trovare quello che ho visto e magari mettere un po' di equilibrio in questa squadra. Ho inventato qualche giocatore in mezzo al campo che magari prima giocava all'esterno, perché credo che i giocatori di qualità devono giocare e oggi mi è andata bene. Una battuta per la Nissa? Ma la Nissa è un'ottima squadra, è una squadra importante, conosco l'allenatore benissimo perché eravamo compagni di squadra, quindi sapevo cosa andavamo incontro e venivamo da una vittoria importante di 4-0. Devo dire che a prescindere da questo abbiamo incontrato una squadra importante, forte, però oggi il Favara
era molto attento, molto concentrato, ha concesso quasi niente alla Nissa e quindi in questo caso devo dare merito ai ragazzi perché se li meritano. Punti soprattutto contro una squadra che secondo me è la migliore squadra che ho visto in queste 5 partite contro di noi, organizzata, un allenatore importante, ragazzi veramente, vabbè, qua stiamo parlando di un certo Ferraro che non dobbiamo dimenticare chi è, quindi sa come prendere i giocatori e poi non scordiamo un buon gol, quindi sono contento per questa vittoria perché abbiamo vinto con una grossa squadra. Una bella partita, forse un po' dura, però sono arrivati i 3 punti e questo è l'importante. Sì, guarda, è una settimana che lavoriamo, una settimana un po' particolare, è arrivato il mister nuovo, venivamo da una sconfitta e ci serviva, abbiamo dato tutto e la squadra ha dato tutto quello che aveva. E abbiamo messo cuore, testa, gambe, qualità, quantità, abbiamo dato tutto. L'importante, dicevamo, è i 3 punti. Ci vuoi dire qualche piccolo particolare dello spogliatoio, magari l'arrivo del nuovo mister? Ma guarda, l'arrivo del nuovo mister magari avrà dato una scossa, ma anche il mister Turisco la dava, non è un problema. Siamo entrati con la mentalità giusta, dentro lo spogliatoio è tutta la settimana che ci aiutiamo e che magari sistemiamo qualcosa e oggi è merito di tutti. Di là di tutto è una partita dove ci dice che c'è tanto da lavorare. Dobbiamo tanto lavorare per diventare squadra, quello che è il primo obiettivo che ci siamo posti. Obiettivo che si può raggiungere lavorando molto allora, e soprattutto avendo uno stadio dove di un certo livello che è già pronto a questo punto. Sì, no, lo stadio c'è, non c'è, siamo dei ragazzi che facciamo sacrifici insieme io con questi ragazzi, la società fa i sacrifici, quindi non è il fatto struttura o non struttura, ci alleniamo sul campo intera battuta, mi sta bene, ci alleniamo e poi quello che viene ci prendiamo. Il lavoro va fatto sempre sul campo con questi ragazzi e ci sono i presupposti per andare avanti e lavorare.